'cause it goes to bed at 9. I don't wanna be. Amici, oggi parliamo del banchetto, il banchetto di nozze, e quindi il mio consiglio è: prendetevi il giusto tempo per stilare la lista degli invitati effettivi e per cominciare a pensare almeno un paio di mesi prima alla suddivisione dei tavoli. I tavoli tendenzialmente, a meno che il vostro matrimonio non sia con un numero ridotto e decidiate per un tavolo imperiale, tendenzialmente sono per lo più tavoli rotondi e sono da 6, da 8 o da 10. Prendete questa informazione per cominciare con il giusto anticipo a suddividere i tavoli. Cosa tenere poi in considerazione o a mente? Che il vostro tavolo può essere semplicemente per voi, quindi sposo e sposa, sarà un pochino più piccolino, oppure potete decidere di tenere al vostro fianco i testimoni, ma ricordate che i testimoni devono avere anche le loro compagne e i loro compagni, quindi tendenzialmente sarà un tavolo arricchito, un tavolo da 10-12 persone, e quindi a voi la scelta se averlo rotondo o averlo ovale. Un'altra cosa da non sottovalutare è la giusta suddivisione, quindi se ci sono delle dinamiche particolari, se ci sono stati litigi recenti, non lo so, se ci sono persone che invece single, che sapete che hanno voglia di fare conoscenza, ci sono miliardi di variabili, tantissime dinamiche che solo voi conoscete, e quindi cercate di far tesoro di questo per suddividerli al meglio. Il giorno del matrimonio, o meglio qualche giorno prima, la suddivisione dei tavoli, quindi quello che voi avrete attentamente studiato, deve essere condiviso con il wedding planner o con il catering, che dovranno ricevere quindi la mappatura, la mappa dei tavoli e la lista di tutti gli invitati. Non scordate di indicare eventuali intolleranze, allergie delle persone coinvolte, così i camerieri sapranno esattamente in quel tavolo se ci sono persone che hanno un menù dedicato. Oh.